partite IVA. Buon pomeriggio e benvenuti al telegiornale della RAI del Veneto. L'emergenza sanitaria in primo piano a Padova, la situazione più difficile per numero di contagi e ricoveri. Nelle ultime ore sono stati disposti altri 30 nuovi letti dedicati ai pazienti Covid sotto stress, soprattutto le terapie intensive, anche perché la metà delle persone che si reca al pronto soccorso viene ricoverata. Ivana Godnik, Marco Madini. Noi riceviamo ogni giorno nel nostro pronto soccorso mediamente dalle 40 alle 50 persone con una sintomatologia che possa far pensare al coronavirus. Di queste 40-50 persone metà vengono ricoverate, cosa che non succedeva nel passato. La situazione più grave è quella di Padova, dove il picco dei contagi è stato registrato lo scorso venerdì, come ci spiega il nuovo direttore generale Giuseppe Dalben. 702 nuovi positivi, poi la speranza che la curva iniziasse a scendere, ma in realtà, anche se per poco, ha ripreso a salire. In contemporanea i ricoveri nelle terapie intensive sono triplicati, raddoppiati quelli degli altri reparti Covid. Da una parte significa la bontà del lavoro che si sta facendo sul territorio, quindi un ringraziamento ai medici di medicina generale, ai medici delle unità speciali di continuità assistenziale, ma dall'altra vuol dire che siamo di fronte a dei quadri clinici e quindi a una presenza di un virus che può portare veramente a delle situazioni molto pesanti in termini di salute. Una situazione drammatica per la stanchezza anche di chi ci lavora. Il personale sanitario sotto stress ormai da più di 12 mesi e dove da inizio pandemia è ormai difficile reperire nuove forze lavoro. I numeri dei medici non soddisfano quelli che sono i bisogni e lo stesso dicasi per le altre categorie di professionisti sanitari. Quindi è un grosso lavoro che deve essere fatto a monte di formazione nell'ambito appunto della professionale e che poi potrà tradursi anche nelle varie assunzioni. Certo c'è necessità di personale importante. Questa dunque è la situazione a Padova.